Eccoli qui accostati all'altare con il sacerdote che benedice lo spadino, poi al padre del cadetto il compito di collocarlo nell'alloggio. Siamo a Raffadali, nella chiesa madre. Il rito si è consumato nel corso della Santa Messa delle 18:30 di domenica 31 dicembre, celebrata da Don Giuseppe Livatino. Protagonista l'allievo Vincenzo Lombardo, 16 anni, liceale, uno dei 4 siciliani che è riuscito a superare le difficili selezioni e ad approdare lo scorso mese di settembre alla scuola militare ufficiale Nunziatella. Così come vuole la tradizione, il giovane raffadalese, accompagnato dai genitori Giovanni Lombardo e Patrizia Sicurello, si è presentato in alta uniforme davanti alla propria comunità religiosa per ricevere la benedizione dell'arma e per recitare la preghiera del cadetto. Vi chiedo di benedire questo spadino, perché possa essere sempre solo simbolo di difesa e di protezione. E la lettura offre altri passaggi significativi, parla della vita come dono più grande e prezioso e per questo il giovane conclude la preghiera così. Ti chiedo che questo spadino da te benedetto mi insegni ad operare nell'ordine e nella legalità per il bene di tutti. Il giuramento lo scorso mese di novembre a Napoli, in piazza Plebiscito, dove erano intervenuti il capo dello Stato Sergio Mattarella e il ministro della Difesa Roberta Pinotti.